Cari telespettatori, buonasera, ben ritornati al nostro consueto appuntamento in diretta del martedì sera. Ben arrivati anche i nostri numerosi ospiti, quindi invito adesso anche dalla regia a inquadrare tutti quanti gli ospiti che adesso vi presento subito. Quindi prima di entrare nel merito della trasmissione vediamo chi c'è con noi in studio. Allora, Rita Turati, segretaria regionale generale dello SPCGL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Walter Sperotto, segretario regionale generale WILP, Sindacato dei Pensionati, grazie anche a lei. Buonasera, grazie a voi. Antonino Pipitone, consigliere regionale, quinta commissione, quindi anche sanità, ambiti sociali, eccetera, con il presidente della quinta commissione, Leonardo Padrini. Allora, Pipitone, IDV, Italia dei Valori, Padrini, PDL, ben arrivati anche a voi. Non siamo proprio sicuri di questo. Vabbè, quindi dice, vabbè, presidente, quinta commissione è una certezza. Siamo sicuri. Di questo siamo certi. E poi Antonio Cusin, FNP CISL Veneto, sempre un rappresentante del Sindacato dei Pensionati, Pier Antonio Tomasi, vicepresidente ANCI Veneto, Comuni del Veneto qui rappresentati, grazie anche a lei di essere qui presente. E poi abbiamo la presenza dei nostri ospiti che ci hanno chiamato, ci hanno scritto come più volte sollecito, poi avrò modo anche di accennare ad alcune mail che sono arrivate, sono particolarmente toccanti, di cui ringrazio i nostri telespettatori. E allora Francesco D'Amico, operatore del Santa Tecla, casa di riposo di Este, grazie della sua presenza. Orietta Totti, referente sindacale USB per sempre per Santa Tecla. Gabriele Reise, referente sindacale sempre per l'Istituto Casa di Riposo. Anna Pugliese, presidente di un'associazione Aiutiamoci Insieme. Anna Dotto del direttivo e poi abbiamo Pinato Guido, consulente del lavoro dell'associazione. Corretto? No. Va bene, allora Pinato Guido, punto. Punto, fermo là che non ha ancora il microfono, non ha il microfono in mano. Invece abbiamo per la WILP Pietro Levorato e Fausto Veronese, che sono due pensionati che sono intervenuti. Grazie anche a voi. Allora, cosa parliamo quest'oggi? Sono tanti temi scottanti, ma vediamo un po' di affrontarli insieme. La scure dell'incertezza è il titolo della trasmissione. Qual è l'incertezza? Che tantissimi che, come voi ci hanno scritto, eccetera, non riescono più a capire nulla, né dal punto di vista delle proprie pensioni, che fine faranno, che tagli verranno fatti, che cosa succederà, ci sarà l'indicizzazione, ma a partire da quale pensione? Si dice sempre al lordo, ma sostanzialmente al netto che cosa ci sarà. E poi questo potere d'acquisto delle pensioni, che non avranno una rivalutazione, andrà naturalmente a gravare sull'economia generale del nostro Paese, perché i pensionati, sapete benissimo, sono anche fragili, sono deboli, danno un apporto però importantissimo alla famiglia che in molti casi perde il lavoro. Se hanno una pensione che non si rivaluta, che non ha un potere d'acquisto, certo non possono né provvedere a se stessi né tantomeno alla propria famiglia. E allora, quando andiamo nell'ambito del sociale o della sanità, potranno continuare a permettersi di curare se stessi, di andare a fare tutte le visite diagnostiche necessarie, con un ticket che rischia o no, punto di domanda, di aumentare, con una situazione comunque sociosanitaria che molti di voi ci avete definito di totale insicurezza, cioè molti non riescono più a racapacitarsi, in modo particolare nella regione del Veneto. Poi alcuni ci hanno scritto da altre regioni, le situazioni sono diverse. Noi partiamo da questa regione e poi cerchiamo di ampliare la situazione. Quindi la questione delle pensioni è determinante e importantissima, ma è altrettanto sconvolgente, questa scure dell'incertezza che grava su tutti, il fatto che ci sono veramente delle pensioni molto molto alte, pensioni d'oro cosiddette, che non sono e non verranno, che dir si voglia, toccate. E altre invece che necessariamente subiranno delle riduzioni drammatiche anche in proseguo di tempo. Non vogliamo fare naturalmente terrorismo, ma vogliamo trovare delle soluzioni con i nostri ospiti, cioè affrontare la situazione con chi la vive in consiglio regionale, in regione, abbiamo anche alcuni contributi, alcune interviste, i sindacati che vivono sul territorio e le persone che in un modo o nell'altro la stanno subendo. Approfitto subito qua all'inizio, perché mi sembra anche doveroso farlo, tra l'altro, ringraziare telespettatori che ci hanno scritto, salutare il signor Massimo e famiglia che sappiamo che ci segue e leggere questo appello, tra i tantissimi che stanno arrivando, di un lavoratore di 55 anni che è sposato con 4 figli e che adesso sta per perdere il lavoro, cerca lavoro ovunque, anche all'estero, in qualsiasi situazione e condizioni. Denis, noi abbiamo in nominativo il numero di telefono e la mail, se qualche imprenditore, sappiamo che ci può ascoltare e avesse intenzione di dargli un'occupazione o delle indicazioni di associazioni che possono lavorare all'estero e dare una mano, quindi questo è un appello che lanciamo. Ricordo la mail tv7convoi@triveneta.tv, scriveteci, noi cercheremo di darvi una mano, aiutarvi dove possibile. Vediamo la prima intervista, è giusto per entrare nel merito della situazione, sappiamo che è un po' toccante, però è la realtà. Vediamola insieme.
come può cambiare il servizio sanitario in Italia anche alla luce di come è cambiata la popolazione? Ma la prima cosa che bisogna capire è che oggi ci troviamo in un momento di grave conflitto con l'economia. L'economia chiede alla sanità, come dire, sempre più sacrifici, solo che a forza di fare sacrifici la sanità pubblica rischia di sparire. Ora non possiamo sottrarci al confronto con l'economia, ecco perché serve una riforma. La riforma serve a reinventare il sistema pubblico, a sgonfiarne la spesa e a renderlo molto più efficace di quello che è ora. Innanzitutto, come dire, rimodellandolo, ripensando i modelli. Questo ci permette di rifare un'alleanza con l'economia, altrimenti l'economia continuerà a devastarci con i tagli lineari, con il definanziamento e con la riduzione delle tutele. Non va negato che nella sanità esiste ancora una sacca di corruzione molto corposa che rappresenta un grande costo e su questa corruzione bisogna mettere le mani. Poi ci sono dei fenomeni negativi che costano moltissimo. La medicina difensiva ci costa 10 miliardi, per non parlare del contenzioso legale e altre cose. Quindi c'è, come dire, delle risorse a disposizione che noi possiamo riconvertire e riqualificare. Poi il sistema sanitario noi lo possiamo riorganizzare per quello che è ora, ma secondo me i risultati attesi sono pochi. Perché? Perché è cambiata la società, è cambiato il cittadino, è cambiata la domanda, è cambiato il contesto, per cui la sanità andrebbe un po' riconcepita. Per esempio io ripenserei la sanità pubblica a partire dal luogo di vita del cittadino, non a partire dall'ospedale, e a partire dal luogo di vita del cittadino riconceperei quelle che io chiamo l'unità delle tutele con delle organizzazioni interconnessionali, cioè non possiamo più andare avanti con tanti castelli uno separato dall'altro, dobbiamo mettere tutto in rete. Questo dà molto di più sul piano della qualità e dà molto di più sul piano del risparmio. Allora, abbiamo ascoltato il contributo del docente di sociologia dell'Organizzazione Sanitaria Università Tor Vergata, Ivan Cavicchi. Questa intervista è stata fatta, poi abbiamo anche un altro contributo di Domenico Mantoan, dirigente della Regione Veneto, in occasione di un incontro, di un confronto che è stato organizzato venerdì a Mestre, con la partecipazione naturalmente del sindacato dei pensionati. Ci spieghi un attimo lei, segretaria, qual è il messaggio che si vuole veicolare, perché dopo ovviamente il consigliere regionale deve spiegarci qual è la situazione che si prospetta in regione, poi andiamo a parlare anche naturalmente della pensioni, poi sentiamo anche Pipitone come la vede. E si è voluto veicolare in quella occasione specifica? In quell'occasione specifica, perché effettivamente è una provocazione sostanzialmente, certo. Però spieghiamo un attimo, quindi partiamo dalla sanità e poi andiamo anche alle pensioni. La cosa è nata così, sostanzialmente è stato pensato per dare un grido d'allarme, insomma, per lanciare un grido d'allarme collettivo. Rispetto a quanto sta succedendo in generale alla sanità nel nostro paese, perché noi pensiamo, ma i dati lo evidenziano, alcuni li dava già il professore, altri sono emersi in quell'occasione e se vuole gliene do finché vuole anche qua questa sera, poi ci sono gli esperti, che tra tagli lineari, il blocco dei contratti del pubblico impiego, la spending review fatta in un certo modo, insomma il sistema è definanziato in un modo brutale. E sembrava che quest'anno con la legge di stabilità la sanità fosse stata insomma in un qualche modo salvata, no? Da nuovi tagli. In realtà, andando a leggere bene quanto sta scritto nella legge finanziaria di quest'anno, si capisce perfettamente che non è così. Intanto pendono e non c'è certezza rispetto ai 2 miliardi che servirebbero per bloccare l'aumento dei ticket. Lì non pervenuto, non si capisce bene se ci sono, se non ci sono, apparentemente non ci sono, quindi sono la bellezza di 2 miliardi e trattandosi di ticket questo ha un significato chiarissimo, cioè se non vengono trovati i soldi per fare quell'operazione è evidente che poi tutto ricade sulle regioni, le regioni a gioco forza dovranno aumentare a carico del cittadino la tutela, se vuole essere tutelato nella salute e vuole quindi rivolgersi al sistema pubblico deve pagare un aumento sostanzioso del ticket e siamo già in Italia rispetto agli altri paesi europei al 30% della spesa privata. Cioè oltre a quello che si spende per il sistema pubblico siamo al 30% di quella. Non solo, ma i tagli sul pubblico impiego sono una mannaia feroce perché non si rinnovano i contratti collettivi di lavoro, il turnover e così via. Quindi anche questo significa complessivamente in Italia che si ridurrà
la qualità del servizio, oltre che i servizi stessi, ovviamente. Quindi lì abbiamo voluto cercare, in questo contesto generale che abbiamo tentato di fare, di analizzare, provare a vedere il Veneto, a che punto è, dove si trova. I conti sono in ordine, non lo sono, si fa il gioco delle tre carte, come sono messi i bilanci della regione da questo punto di vista, con diciamo così, tutto ciò che grava, soprattutto dal punto di vista dei costi degli ospedali e del project financing, che grava moltissimo sulla spesa pubblica del Veneto, e per questa ragione abbiamo chiamato il dottor Mantovan. La cosa che è uscita e che posso dire in estremissima sintesi è che dal punto di vista dell'analisi che si è prodotta lì c'è stata una totale convergenza. Sul come uscirne ci sono delle differenze. Il punto però qual è? E quale dovrà essere secondo noi? Che non si potrà più, se non si vuol far saltare l'insieme del sistema delle tutele tutte, del welfare, dalle pensioni alla sanità, al sociale e così via, fare le scelte a tavolino. Solo conti di carattere economico e basta, ma si devono sentire appunto tutti i soggetti che almeno in quel settore lavorano e soprattutto quelli che usano i vari settori. A questo punto, prima di dare le risposte a entrambi i consiglieri, poi sentiamo anche gli altri partecipanti, sentiamo il contributo anche di Mantovan, perché giustamente c'è stata una breve intervista in modo 1 minuto e mezzo, quindi vediamolo insieme, sentiamolo. Ma allora, il cittadino, guardi, è uscito ieri la classifica di Bloomberg sui sistemi sanitari mondiali. Allora, il sistema sanitario italiano è il 6º al mondo. Se il sistema sanitario italiano è il 6º al mondo, pensi cosa c'è il sistema veneto. Allora i cittadini del Veneto devono, da una parte, capire che vivono in un contesto estremamente favorevole e positivo, cioè non esiste altro posto al mondo dove la tutela sanitaria è così completa come in Italia, in particolare come il Veneto. Dopodiché ci sono delle sbavature, c'è il problema dei tempi di attesa, c'è il problema certamente della modifica, va fatta insieme ai cittadini. Incontri di questo tipo sono utili perché il cittadino deve capire come il modello evolve, quindi dobbiamo farlo insieme con loro, però il cittadino deve avere coscienza che questo è il miglior modello, non ce ne sono modelli alternativi migliori di questo. Ecco, senta, tra le novità di quest'anno ha fatto molto discutere l'apertura notturna degli ospedali anche per la diagnostica. È un'esperienza che sta dando i risultati che voi speravate? Sì, l'abbiamo fatta intanto in un primo momento in maniera sperimentale, perché non sapevamo se questo modello sarebbe stato gradito dall'utenza. Abbiamo visto una grande affluenza, un gradimento, e quindi questo modello verrà portato a regime, poi gradatamente, con un percorso graduale, faremo in modo che la stragrande maggioranza delle attività ambulatoriali delle grandi macchine venga spostata alla sera, di notte, di sabato e di domenica. Questa è una precisa volontà del Presidente della Regione e su questo siamo tutti impegnati. E in maniera indubitabile noi siamo riusciti a cambiare l'organizzazione delle nostre strutture e a portare l'organizzazione più strutturata secondo le esigenze dei cittadini. Ecco, senta, un'ultima cosa, c'è chi però anche critica questa iniziativa perché negli orari notturni, il sabato e la domenica, il personale costa di più. Questo comporta un aumento dei costi oppure come viene compensato? Allora, alla fine quello che conta è, alla fine il nostro bilancio della Regione è in pareggio. Allora, tutto quello che si fa costa. Allora, il problema è il costo-beneficio. I cittadini sono contenti di questa organizzazione. Se i cittadini sono contenti di questa organizzazione, l'organizzazione avrà certamente un costo che noi siamo in grado di sostenere. Dirigente della Regione Veneto, Padrin, cosa dice riguardo? E soprattutto che cosa sta cambiando nella sanità in questo momento? Sono imbarazzato perché non so da dove cominciare, nel senso che io non sentivo il bisogno di un grido d'allarme, perché di gridi d'allarme, voglio dire, ce ne sono tanti.
Siamo in una stagione nella quale questo governo, che riesce a fare peggio di Monti, che è tutto dire, Molto bravo allora. non ha ancora fatto il riparto della sanità del 2013. Voglio dire, sì. Che vuol dire cosa per i cittadini, per chi ci Vuol ascolta? dire che noi nel Veneto non sappiamo quanti soldi abbiamo a disposizione per erogare i servizi sanitari, cioè ci basiamo su quello che un stavate in elemento precedenza. storico, tenendo conto che noi unanimemente, perché questo ha un significato, avevamo deciso una soluzione rispetto all'utilizzo dei soldi, condivisa poi anche dalla Giunta, quindi voglio dire più coralità di questo, e cioè che i bilanci fossero fatti da giugno a giugno, che in alcuni paesi sono una normalità, ma che in Italia di fatto non sono permessi dal Codice Civile. Perché questo? Perché noi ci siamo trovati, in quel caso per responsabilità della Giunta, ad approvare il riparto per l'anno in corso a settembre-ottobre. È evidente che non è possibile dare una direttiva ai direttori generali dando 2 mesi di tempo per correggere un'impostazione. Allora la cosa che noi avevamo deciso era quella di dire, bene, noi facciamo a dicembre la programmazione con i soldi dell'anno precedente e a giugno correggiamo questo, perché a giugno abbiamo il bilancio della Regione approvato, il bilancio dello Stato approvato e solitamente a giugno era stato effettuato anche il riparto nazionale. Quindi se noi facciamo da giugno a giugno diamo ai direttori generali 12 mesi per erogare servizi con i soldi che sono a disposizione. Quindi esiste un imbarazzo anche in Veneto, che è legato al fatto che non ci sono certezze. Per questo, ma non è che critico la CGIL per questa iniziativa, è che quando sento il signore di Tor Vergata, il sociologo, che fa dei discorsi generalistici, dico, insomma, probabilmente nel Lazio ha un'esperienza di un certo tipo. Allora, voglio dire, qui il senso di responsabilità è forte. Abbiamo degli operatori che hanno chiaro cos'è il concetto di servizio e qui, siccome tutti noi viviamo di relazioni, incontriamo ogni giorno persone, anche se non lo pubblicano sul giornale, che sono contenti dell'umanità che hanno trovato nelle strutture. E quindi la sanità non è principalmente una fonte di occupazione per chi vi lavora dentro, ma è principalmente un servizio che viene erogato attraverso l'occupazione di persone qualificate. L'altro elemento è il discorso della sanità privata. Voglio dire, la sanità privata, sia quella ospedaliera, sia quella ambulatoriale che va di moda in questi giorni, è percentualmente insignificante. Però aiutava la sanità pubblica, era di supporto. Sarà insignificante, ma quei 23 milioni pesano, no. Hanno vinto... Mettiamo in fila le cose. Qui il ragionamento era rovescio rispetto al sociologo. Il sociologo diceva noi ci stiamo orientando verso la sanità privata. Dico, sicuramente da un'altra parte, perché nel Veneto la sanità privata vale il 5%. Sì, questo sì. Quindi, voglio dire, non conta niente. Poi il discorso dei 23 milioni di euro della 441, della spending review, lì è una battaglia diversa, però io non ho problemi a discuterne, nel senso che da che mondo è mondo, chi compra quello che ha bisogno di comprare. Quindi se chi compra è la regione e ha bisogno di diagnostica per immagine o di branche a visita o di fisioterapia o di laboratorio e analisi, andrà dal privato che può vendere questo alla regione e dirà ascolta, mi vendi 1 milione di risonanze magnetiche o 1 milione di fisioterapia? Mentre nel Veneto è successa una cosa diversa, che il parametro era la produzione dei servizi, non l'acquisto. Quindi chi era abituato a vendere 5 milioni di euro di fisioterapia alla regione vuole continuare a vendere 5 milioni di euro di fisioterapia
E quindi ci siamo trovati in una condizione per cui il 40% della fisioterapia prodotta dal privato ambulatoriale è erogata nell'USL numero 16 di Padova, che non mi sembra siamo in condizioni fisiatriche tali per cui c'è questa proporzione e ne abbiamo particolarmente bisogno. Quindi da che mondo è mondo, e mi stupisce che la signora della CGIL sia così come dire, perplessa rispetto a questo, ma da che mondo è mondo, ripeto, uno compra quello di cui ha bisogno e prima determina il bisogno e poi decide cosa comprare. E questo è scritto anche nel parere del Ministero, espresso in tempi record agli aventi interesse, legittimo interesse per carità, e questo è scritto anche nelle sentenze del TAR e anche in una sentenza del Consiglio di Stato che è proprio di questo periodo. Che cosa dicono queste sentenze? Dicono che la Regione deve comprare quello di cui ha bisogno. Ma finora non era capitato questo, perché dal 2002 al 2011 si è sempre andati avanti con la spesa storica e gli appositi accordi citati sia dalla sentenza del TAR che dal parere ministeriale sono stati fatti dal 2011 in poi. Dopo, che siano tanti i soldi, 160 milioni di euro, che siano tanti i 23 milioni di euro, io non entro nel merito di questo. La cosa che secondo me, le due cose che secondo me sono importanti sono A, che la Regione compri in base al fabbisogno, non in base alla produzione. Il secondo aspetto è che se un soggetto ha le caratteristiche per erogare servizi in convenzione, esista una legge, non una delibera, per cui sa, come qualsiasi altra condizione di diritto soggettivo, che ha un tempo entro il quale fare domanda e un tempo entro il quale avere una risposta. Questa situazione di legalità nel Veneto non è mai esistita ed è portata avanti da una legge che spero sarà discussa il 26 di novembre, e questa legge non entra nel merito di quanto si deve spendere. Questa legge dice chi vuole può far domanda entro il 30 di aprile, ci sono una serie di verifiche tutte trasparenti, quindi ognuno darà una risposta per la propria competenza rendendola pubblica. Quindi una procedura da seguire. Insomma, certo, ed entro dicembre quel signore, quella società che ha fatto la richiesta riceverà una risposta o sì o no motivata. Chiarissimo. Pipitone. Ma il discorso di Padrin, come dire, in generale ha ragione lui nel complesso generale, ma entrando nello specifico io non concordo su alcune questioni. La prima, è vero quello che dice che il privato convenzionato ha una percentuale marginale, 5-6%, però la realtà è un'altra. Cioè, la realtà è che le politiche sanitarie che in questi anni e negli ultimi anni, io da quando sono consigliere regionale da 3 anni e mezzo vedo, lo dico anche poi da medico, essendo anche operatore del settore, che crede nella sanità pubblica fermamente e convintamente, perché ritengo che la salute non sia un bene da commercializzare, ma è un diritto che i cittadini hanno per appunto curarsi e vivere bene. Ma è successa una cosa strana in Veneto, sta succedendo, che oggi tante persone non si curano più, da un lato per la crisi e per una serie di questioni, ma soprattutto perché i cosiddetti ticket di cui si parlava prima, al di là dei 2 miliardi se poi li daranno o meno, i ticket che ci sono nella regione ormai di fatto spostano la gente nel privato direttamente. Certo. Io sfido chiunque qua dentro, si è fatto un prelievo del sangue, io l'ho fatto. Ma non sono ticket regionali, sono ticket che sono stati imposti dallo Stato perché il Veneto non ha messo ticket regionali. Il Veneto ha modulato ma i ticket e poteva farlo in maniera diversa, poteva anche non metterli se si accollava la spesa. Nazionale. Detto sì. Certo, se li avesse pagati col bilancio ordinario. Poteva anche non metterli piano, ma non solo, ma il Veneto ha fatto una cosa allucinante. Cioè noi in Veneto abbiamo un'esperienza folle, il ticket multiplo.
Cioè, e io tra l'altro non solo ho fatto una battaglia in questi anni, ma abbiamo approvato una mozione che tu avevi presentata da me, ma mi pare che l'hai sottoscritta proprio tu forse, dove si chiedeva al governatore Zaia di eliminare il ticket multiplo. Che cos'è? Quando io vado a farmi un prelievo del sangue e in ogni ricetta si sa tu puoi mettere 8 prestazioni, sodio, potassio, cloro, glicemia eccetera, se ne hai più di 8 ovviamente devi fare un'altra ricetta rossa. Allora per un unico prelievo se hai 2, 3, 4 ricette rosse paghi 10 euro ogni ricetta. Ed è una pazzia ed è evidente che non c'è nemmeno bisogno di dire se uno va dal privato va automaticamente va dal pubblico che risparmia. Questo scherzetto è costato quest'anno, correggimi Leo se sbaglio, circa 20 milioni di euro di minori introiti che la regione ha avuto. Quindi il ticket, uno, non rende competitivo il pubblico, perché io pubblico comunque al mattino devo aprire il mio ambulatorio con i miei medici, i miei biologi, i miei infermieri, comunque al di là se viene uno a fare il prelievo 100.000 e quindi questa è un'anomalia folle, quindi già su questo è vero che il privato convenzionato è poco, è anche vero che il privato secco, privato puro, il privato puro ha avuto un incremento esponenziale degli introiti. Altra questione, il modello della sanità, perché che Mantoan dica che il Veneto sia un modello eccezionale in tutto il mondo, mi va anche bene, mi fa anche piacere, io sono veneto a tutti gli effetti, sono un medico che lavora in Veneto da 20 anni, quindi sono felice di questo, ma nei fatti purtroppo non è così, cioè nel senso questo è un modello che negli ultimi anni ha avuto un declino, abbiamo cercato col piano sociosanitario di invertirlo questo declino, nella carta per adesso, non è un caso che c'è sempre una quantità maggiore di veneti che va a farsi curare nelle altre regioni. E adesso tra l'altro siamo in apertura d'Europa, quindi attenzione. Tra l'altro ora dal 2014 entreremo in competizione con tutte le altre regioni d'Europa, quindi io di Padova posso farmi curare a Parigi piuttosto che da un'altra parte e viceversa. Quindi è importante che noi investiamo sulla qualità e anche sulle strutture e sulle apparecchiature, che non è vero che abbiamo le migliori, andiamo nei nostri ospedali, i privati in Veneto ci surclassano purtroppo, a parte qualche eccezione, e quindi noi abbiamo approvato un piano sociosanitario che io ho votato, dove si prevede una struttura ospedaliera divisa in due parti, i grandi ospedali provinciali e gli ospedali di rete, e poi un investimento sul territorio, dove si intercettano i bisogni e risparmi anche, e impedisce alla gente di andare in ospedale. Che cosa abbiamo fatto? L'opposto. Invece di iniziare dal territorio, dove portare le strutture, gli ambulatori, gli cardiofagi, per fare le ecografie, tutto quello che serve nel territorio dove sta la gente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato dall'ospedale, dalle schede ospedaliere, dai primariati, quindi, e tagliando i posti letto, quindi noi dovevamo fare l'opposto, prima davamo la possibilità di intercettare i bisogni e poi tagliamo i posti letto. Questa è la paura dei cittadini che non hanno capito, abbiamo fatto hanno visto questa situazione, perché non riescono più. La gente arriva sempre, se c'è 50 posti letto e poi ne fai 20, sempre 50 persone ti trovi se questi qua non vanno da un'altra parte. Assolutamente. Quindi, allora, chiarissimo questo. Io voglio tornare sull'argomento e dare la parola anche agli altri ospiti. Siamo già che abbiamo il primo break pubblicitario, necessariamente pubblicità, poi torniamo insieme e vediamo un po' di trovare la quadra. Adesso